C'è preoccupazione ed è doveroso sentire questa preoccupazione perché questa manovra è molto basata sul debito e il debito è qualcosa, un'eredità negativa che lasciamo ai nostri figli e quindi lasciare un'eredità negativa non è mai una buona cosa. Diciamo che nel privato i figli possono anche rifiutarsi di accollarsi i debiti dei genitori. Nel pubblico questo non è possibile. È vero che l'Italia è un paese molto ricco di tante belle cose, però insomma il debito è importante e quando si dipende dal debito bisogna essere prudenti per evitare di arrivare a ridosso di una crisi. La crisi si manifesta quando gli altri che ti dovrebbero prestare i soldi non te li prestano più. Allora lì vuol dire che in pratica tu devi chiudere servizi, non puoi più svolgere le normali attività che lo Stato svolge, le amministrazioni locali svolgono a servizio dei cittadini. Questo vuol dire, noi non siamo oggi in quella posizione e io devo dire, avendo fatto parte di un governo tecnico, che mi auguro che non si arrivi lì. Il governo può ancora correggere, ho visto delle aperture da parte del Presidente del Consiglio e anche del Ministro Tria, spero che queste aperture portino a una manovra un po' più prudente e un po' meno basata su aspettative che a loro volta però sono prive di fondamento in termini di crescita economica.